Buonasera, ben ritrovati. 20 e 19, edizione straordinaria, terza parte. Andiamo ad approfondire alcuni temi legati ovviamente a questo periodo, alla pandemia. Cercheremo di capire che cosa sta accadendo per tutta la categoria degli edili, quindi i lavoratori delle costruzioni, e poi parleremo di didattica a distanza. Giusto il tempo per dare alcune notizie di cronaca che sono state appena battute dall'ANSA, per ovviamente restare aggiornati con le notizie. La prima notizia ci porta nel Vicentino, perché un ragazzino di 13 anni è morto questo pomeriggio. Siamo a Cereda di Cornedo Vicentino dopo essere stato trascinato via dalla corrente del fiume Agno, particolarmente ingrossato per le piogge degli ultimi giorni. Secondo una prima ricostruzione il giovane stava giocando insieme ad un gruppo di compagni di scuola quando sarebbe caduto in acqua, e forse a causa di una scivolata, scomparendo subito. Immediato l'allarme lanciato dagli stessi amici, che hanno fatto convergere sul posto ambulanza e carabinieri, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Un'altra notizia, ancora con la cronaca, riguarda un'aggressione a 2 agenti di polizia penitenziaria. È accaduto presso la casa circondariale di Padova e la denuncia è arrivata proprio dal sindacato il SAPPE. 2 agenti, scrive in una nota al segretario Donato Capece, sono attualmente in ospedale per cure a seguito di un'aggressione da parte di un detenuto di origine magrebina accusato di reati legati al favoreggiamento dell'immigrazione. Torniamo alle tematiche, insomma, che vi ho anticipato in apertura. Ovviamente se ci saranno nuove notizie non esiteremo a darvele. Io do subito il benvenuto al primo ospite, lui è Paolo Bassani di Confartigianato Marca Trevigiana, rappresenta ovviamente tutto il comparto dei lavoratori delle costruzioni. Buonasera Paolo. Buonasera a voi. Allora, lei è già stato nostro ospite all'inizio, davvero eravamo in piena fase 1 per insomma, cercare di capire come le aziende che di fatto lei rappresenta si stavano muovendo, come avrebbero potuto sopravvivere. Adesso arriva la benzina. La benzina si chiama bonus ristrutturazione, addirittura con una percentuale da capogiro, 110%. Che cosa sta accadendo? Abbiamo segnalazioni di insomma, società che ci raccontano che di fatto i lavori sono bloccati perché le persone attendono di avere qualche novità in più rispetto a questo bonus. Quindi è stata un'arma a doppio taglio secondo lei? Sì o no? Ci racconta un po' che cosa ci dobbiamo aspettare. Ha perfettamente ragione. L'editto fatto dallo Stato, quando ha detto il 110% lavori praticamente gratuiti, ha bloccato praticamente tutte le iniziative, anche quelle in corso, perché giustamente l'utente, avendo la promessa di un costo quasi azzerato per le ristrutturazioni e le qualificazioni energetiche e sismiche, si è un po' arenato nei lavori e sta pensando di ripartire o comunque partire con le iniziative dopo luglio, perché sembrerebbe che dopo luglio la legge entrasse in vigore e quindi dopo la conversione in legge del decreto già attuato il risparmio sarà notevole. È da capire anche questo, perché effettivamente il risparmio è talmente alto e sarà talmente alto che convincerà anche gente che non aveva pensiero di fare lavoro di farlo. È effettivamente vero però che così si sono arenati parecchi cantieri e anche le iniziative in corso si stanno rallentando, se non fermandosi, per capire se magari riaprirle con il nuovo decreto a luglio, in maniera da poter avere un'ulteriore riduzione di costo. Purtroppo le tempistiche anche parlamentari sugli emendamenti al decreto legge, i famosi 60 giorni, la fanno da padrone, e quindi fino a 16 e 18 luglio non avremo il transito e quindi la conversione in legge del decreto. Fatto questo però è da augurarsi che l'Ufficio Entrate velocemente interpreti tutte e dia le nuove specifiche circolari per l'attuazione vera e propria della legge. Speriamo che l'Ufficio Entrate già abbia preso in considerazione la fattispecie del decreto, in maniera da essere molto più veloce sul dettare le nuove disposizioni e le varie circolari, perché senza queste il decreto, nonostante sia attuabile già da oggi, da tutti viene visto non ancora completo, perché mancano gli emendamenti parlamentari che possono variare anche in sé parte della norma, e quindi nessuno lo sta attuando appieno.
tutti si stanno organizzando per essere pronti ad attuare la nuova normativa, che sicuramente darà un colpo di reni al mondo dell'edilizia in maniera molto consistente, e questa ne è data la prova, visto che la reattività dell'utente solo col passaggio dal 36% al 50% del 2000 attorno agli anni 2000, alla fine ha raddoppiato gli interventi, quindi alla fine è da pensare che passare dal 65 al 50 al 110 per lavori complessi, si pensa che i lavori saranno sicuramente decuplicati alla fine, e quindi ci sarà bisogno di tanta opportunità lavorativa per poter eseguire questi lavori. Sarà proprio uno sconvolgimento dell'intero mercato delle ristrutturazioni, questo sì. E questo è il quadro all'interno del quale voi vi state muovendo, ma quali sono le istruzioni per l'uso per i cittadini? Che cosa si potrà fare, che cosa no, e soprattutto come funzionerà il credito d'imposta? E il credito d'imposta, la grande novità del credito d'imposta non è solo l'elevare al 110% la percentuale di credito d'imposta da scaricare in 5 anni. Effettivamente la grandissima novità è la possibilità di cedere questo credito, sia come sconto immediato in fattura, come viene appunto nominato, con sconto in fattura, cioè l'avere una fattura saldata a costo zero da parte dell'impresa, che potrà poi cedere o comunque utilizzare il credito a proprio favore, e la cessione che può fare anche direttamente l'utente verso un istituto di credito o altro ente, direttamente senza passare con la cessione e lo sconto in fattura. Sono due opportunità nuovissime, già opportune e utilizzate nel condominio con lo sconto in fattura, perché la norma del sconto in fattura in condominio nasce già da 2 anni. Effettivamente adesso viene passata anche all'intervento di singola unità, quindi è questo che sconvolge effettivamente, e questa è la nuova opportunità vera e propria, perché effettivamente il solo appesantimento della percentuale non avrebbe assolutamente creato l'opportunità che invece creerà la possibilità di avere lo sconto in fattura o la cessione del credito, questo sì. Ma quale sarà la parte delle banche in tutto questo? Cioè le banche sono pronte, saranno predisposte ad entrare in questo meccanismo virtuoso, secondo lei? Ultime notizie, le banche si stanno preparando dei prodotti adatti, giustamente adatti all'impresa per lo sconto in fattura, logicamente targetizzando un po' l'entità dei lavori, e anche creando dei prodotti per la cessione diretta da parte dell'utente, cioè il privato cittadino che vuole fare il lavoro e che magari vuole cedere direttamente alla banca. Le banche si stanno muovendo, però anche le banche trovano lo scoglio di questa famosa circolare dell'Ufficio delle Entrate, che dovrà determinare i termini e i tempi di cessione anche, che saranno molto molto determinanti anche per la valutazione della cessione stessa, ma le banche si stanno attivando perché giustamente è un nuovo mercato e anche opportuno. Certo. Cosa si potrà o non si potrà far rientrare all'interno di questo bonus? Per il resto c'è il bonus ristrutturazione, quello insomma del 50%, per capirci. Certo. Diciamo che il 110 è stato studiato per dare forza alla riqualificazione energetica e sismica complessa, non complicata. Qualcuno magari fa confusione tra complessa e complicata. Non è assolutamente complicato, è che per avere il 110 devi fare determinate attività trainanti e fare degli interventi trainanti, che sono per esempio il cappotto. Se vuoi fare i serramenti deve comunque fare la rigenerazione, la riconversione energetica delle intere facciate, quindi puoi ricomprendere gli serramenti se fai pure il cappotto. Se fai il fotovoltaico devi comunque aggregarlo a una fonte di energia di pompa di calore, cioè devi fare interventi che siano un po' più complessi del singolo intervento a cui eravamo abituati prima, che però potrà godere, se inserito all'interno di un intervento complesso, anche questo del 110. Quindi si tenta di riqualificare in maniera complessa i fabbricati, senza interventi magari solamente mirati a parti già predestinate dell'edificio, ma ad riattivazioni complesse dell'intero edificio. Perché? Perché ci si è accorti
che l'investimento nella ristrutturazione, che ha dato un volume d'affari per esempio in Italia di circa 29 miliardi nel 2019, per la quota parte dell'11% ha valso in attività di riqualificazione energetica e per la restante parte, quindi l'89%, invece è stato utilizzato per la ristrutturazione. Quindi c'è la grande spinta verso la riqualificazione energetica e non solo la ristrutturazione. Per questo c'è questo 110 che riguarda lavori più complessi che interessino l'intero edificio, come anche la riconversione giustamente sismica. Siete le aziende che voi rappresentate, immagino che abbiano colto con favore, insomma, questa mossa del governo. Quale sarebbe il secondo passo che potrebbe venire incontro ancora alla categoria, che di fatto è stata ferma per un paio di mesi? Innanzitutto la velocità di attuazione della legge e della conversione, quindi i famosi emendamenti che siano veloci, che siano migliorativi. Poi ci sono delle sfaccettature tecniche di attuazione che giustamente dovranno essere allineate all'esigenza di mercato vera e propria. Comunque la velocità. Altra cosa da tener conto però è che nel frattempo, nell'attesa di questa riconversione, noi ci auspichiamo che gli enti pubblici siano molto reattivi, perché effettivamente è inutile dire che abbiamo per ora una scadenza a dicembre 2021 per interventi così complessi e magari le autorizzazioni comunali o degli enti preposti sono troppo lunghe, quindi è inutile pensare di partire a luglio o a settembre con interventi del genere quando magari per burocrazia generalizzata magari il permesso di costruire o il permesso comunque dall'ente preposto si allunga dei 3-4 mesi, che fa slittare in avanti l'intervento vero e proprio, e quindi lungaggini burocratiche sarebbero un po' contrastanti con l'iniziativa vera e propria di produrre economia. Quale potrebbe essere il volume d'affari, l'indotto che questo bonus creerà nel Trevigiano? Sono molti, insomma, immagino gli edifici che avrebbero bisogno di una riqualificazione energetica. Avete fatto un calcolo su questo? Guardi, visto cosa ha generato nella riqualificazione nel 2019, perché la provincia di Treviso vale circa il 15-18% della regione, facendo conto che la regione ha sviluppato circa 2 miliardi e 3 l'anno scorso, se facciamo in percentuale abbiamo il 20% abbiamo sui 500 milioni sicuramente in provincia di Treviso. Attenzione però che i parametri 2019 si basano su interventi dove non era prevista la cessione e non era prevista lo sconto in fattura. Secondo noi questa nuova opportunità creerà uno sviluppo molto maggiore delle iniziative, perché lo scoglio principale fino al 2019 era la capienza che l'utente, che il cittadino aveva di imposte per potersi detrarre nei 5 anni o nei 10 anni in base all'intervento il credito d'imposta. Ora c'è questa facoltà di poterlo cedere immediatamente ad enti o chiunque che sia più capiente. È un'opportunità che spinge sicuramente ad attivarsi ad iniziative che prima magari non erano nemmeno pensate, sinceramente. Certo. Grazie Bassani, grazie per essere stato con noi, per averci dato questi dati. Ovviamente ci aggiorniamo appena arriveranno delle novità, insomma, che riguardano tutto il comparto. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Andiamo in pubblicità, sì, pochi secondi di pubblicità e poi, visto che oggi per tantissime scuole del Veneto è stato l'ultimo giorno di scuola, parleremo di didattica a distanza. Eccoci ben ritrovati con l'edizione straordinaria 20:39, torniamo in onda, riassumiamo quali sono state le notizie più importanti della giornata, ovviamente quella del governo che ha deciso di impugnare la legge regionale che avrebbe potuto portare un corso di laurea di medicina e chirurgia nella città di Treviso, poi le dichiarazioni del presidente Zaia che annuncia la prossima ordinanza per cinema, teatri, sagre, tutte quelle attività che ancora non hanno potuto far parte della fase 2, ma
ma c'è un'altra notizia, quella che oggi per molte scuole d'Italia è stato l'ultimo giorno di scuola. Il contesto all'interno del quale ci muoviamo è quello che prefigura uno sciopero per lunedì 8 convocato dai sindacati e l'incontro di Palazzo Chigi di ieri tra il Premier Conte e il Ministro Azzolina, un incontro dal quale non sarebbe uscito alcunché, insomma, se non l'intenzione di riportare in presenza gli alunni a scuola a settembre. E di didattica a distanza parliamo, che è un po' quello che abbiamo visto in questi mesi. Ne parliamo con il preside di Hitch International School che ci ha raggiunto questa sera, Mauro Bordignon. Buonasera Mauro. Buonasera Anna. Allora, noi l'abbiamo contattata perché insomma, dalla sua scuola è emerso un esempio virtuoso di didattica a distanza, insomma, attraverso dei visori e attraverso una sorta di programma di realtà virtuale che voi stessi avete elaborato, è stato possibile garantire una didattica a distanza insomma, di un certo successo. Voi avete fatto scuola sostanzialmente attraverso la realtà virtuale ed è stato possibile condividere questa realtà virtuale tra tutti gli alunni. Ci racconta brevemente di che cosa si tratta e poi insomma facciamo un ragionamento un po' più ampio sulla didattica a distanza. Sì, allora noi stiamo sviluppando come scuola da un paio d'anni e quest'anno insomma la situazione attuale ci ha dato una spinta aggiuntiva a aumentare il lavoro che stiamo facendo, sviluppando una propria piattaforma di didattica con la realtà virtuale. La realtà virtuale utilizza uno strumento, noi usiamo uno strumento che si chiama Oculus, fondamentalmente quei visori che si vedono qualche volta nei video, nei film, che ci portano dentro una realtà appunto virtuale. Ma che cosa succede? Che la realtà virtuale viene oggi utilizzata per non solo per i giochi, che naturalmente hanno un ruolo che va sempre per la maggiore, ma sempre di più anche per creare contenuti e contenuti didattici. Ci sono stati degli esempi peraltro anche molto interessanti in questo periodo, anche ad esempio negli ospedali, nei quali i medici sono stati preparati alla visita o gli infermieri sono stati preparati alla visita delle persone che soffrivano della malattia attraverso la realtà aumentata. Quindi attraverso questi visori avevano la possibilità di avere davanti, di fronte, un malato e facevano le prove, prendevano consapevolezza e pratica dei movimenti da fare per svolgere la propria attività. La stessa cosa noi la facciamo in classe, per cui abbiamo ricreato una classe per cui i ragazzini entrano veramente nella classe, quello che è il loro banco diventa il loro banco virtuale e di fianco hanno i loro compagni, magari il loro compagno è a 200 km di distanza, però si parlano e si sentono con la loro voce e gli insegnanti insegnano. Senta, questo è un esempio virtuoso che racconta probabilmente uno dei primi in tutta Italia. Quello che abbiamo visto accadere in questi mesi è lo svolgimento di una didattica a distanza a diverse velocità. Ci sono scuole che hanno potuto garantire lezioni tutto il giorno, scuole che hanno potuto garantire poche ore in tutta la settimana. Perché secondo lei succede questo? Che cosa manca? Allora, noi questo modello di didattica l'abbiamo e lo stiamo sperimentando con qualche classe, non con tutte le classi. È un progetto che diventa di classe o per tutte le classi quando siamo in presenza, nel senso che a settembre avremo delle aule dedicate proprio alla realtà virtuale, mentre per tutte le classi fin dal primo giorno di chiusura abbiamo attivato la didattica a distanza. Sì, ancora una volta noi abbiamo una situazione di vantaggio perché tutti i nostri studenti alle elementari, alle medie, alle superiori sono dotati o di un iPad o di un laptop e di conseguenza insomma questo ci ha un po' facilitato. Evidentemente sono emerse tutte le criticità
sistemiche, diciamo, dell'Italia, nel senso che ci sono zone nelle quali non c'è internet, non c'è ancora la possibilità di connettersi, ci sono fasce nella nostra società per le quali l'acquisto di un tablet ha un peso rilevante, e di conseguenza questo è stato sicuramente un aspetto, diciamo, tecnico, che ha determinato una difficoltà di organizzazione. Dall'altra parte c'è anche una forma mentis che deve essere fatta un po' propria, e cioè dire quegli strumenti che io ormai sono abituato a utilizzare ogni giorno nella mia vita, posso cominciare a utilizzarli anche per l'insegnamento, e quindi per l'insegnamento a distanza, che non è, come dire, un sostituto, cioè lo è stato in questo periodo, ma certo, ragionando nel futuro, io non lo vedo come un sostituto, non lo vedo come un fine, ma lo vedo come uno strumento, quindi una possibilità, non so, immagino per tutti i ragazzini che per qualche ragione, esatto, che non possono andare a scuola, ad esempio. Senta, ma perché questo diventi un'opportunità? Forse servirebbe un governo che insomma, nei vari decreti stanziasse dei fondi anche per le strumentazioni per la scuola, perché abbiamo visto stanziare vari fondi, insomma, per la mobilità sostenibile, vari ed eventuali, però insomma c'è da dire che alla scuola non è stato dato molto, e prova ne è il fatto che siamo ancora qui a discutere che cosa accadrà a settembre. Sì, insomma, dopo alcuni mesi, forse un mese e mezzo, 2, qualcuno si è posto il problema dei bambini, e quindi, cavoli, ma ci siamo dimenticati i bambini, e soprattutto però è venuto fuori in relazione al fatto che i genitori si trovavano a dover ricominciare a lavorare. Cavoli, adesso dove mettiamo i bambini? Cosa facciamo di bambini? E secondo me è emersa in questa situazione una cosa chiarissima, ma che continua e che continuerà a essere negata, perché in Italia abbiamo una logica e un approccio che, per amore di Dio, io dopo non mi metto a discutere, ma che appare in tutta la sua evidenza qui. Cioè, per noi in Italia da sempre la scuola è un posto dove si impara. In particolare si impara a memoria, in cui la conoscenza è un elemento fondamentale della scuola. Tu vai a scuola perché devi imparare, e quindi i contenuti sono un aspetto fondamentale. Il bambino arriva a casa, cosa ha imparato oggi? Quello che invece e che è voto ha preso? Che voto hai preso? Quindi da lì partono tutti i giri fino ad arrivare alla laurea, che fingo di aver fatto la laurea. Ma che cos'è che è emerso in tutta veramente la sua evidenza, che però non, a mio avviso, e poi non voglio neanche fare, insomma, quello che vede più degli altri, che la scuola è relazione, e che dentro la relazione passa l'educazione e passa l'apprendimento. Cioè, la scuola è in primo luogo un posto dove i bambini, adesso io parlo dei bambini, ma anche i ragazzi, hanno relazioni importanti e significative con gli adulti, e gli adulti sono significativi nel bene e nel male. Se noi pensiamo a quando andavamo a scuola, noi non ci ricordiamo i contenuti. Io mi diverto qualche volta a dire ai genitori: mi dica la materia che ha fatto in quarta superiore, e dopo 2 argomenti per materia. Però se io chiedo di ricordarsi i professori se li ricordano, ma non perché è più facile ricordarsi il professore, ma perché c'è la relazione, e è dentro la relazione che passa l'apprendimento. Quindi tutta la gravità della situazione che c'è stata adesso è stata proprio quella, la perdita della relazione, e di conseguenza non è che attraverso il computer io non possa insegnarle, adesso ci mettiamo, io non posso insegnare a lei qualcosa, lei non può insegnare qualcosa a me. Certo che lo può fare, perché i contenuti sono contenuti, li passiamo con un iPad, li passiamo con un quaderno, li passiamo con la realtà virtuale, li passiamo con la didattica a distanza, ma è la relazione che è mancata. Abbiamo imparato la necessità della relazione, abbiamo imparato anche che forse non siamo
completamente alfabetizzati nei confronti del digitale, ha visto le grandi difficoltà che molte scuole hanno avuto, insomma, per riuscire a convertire le lezioni vis-à-vis in lezioni digitali. Forse l'esempio più virtuoso sul territorio è stato quello dell'Università di Padova, che è riuscita a convertire nel giro di una notte tutte le lezioni online. Così non è accaduto invece per tantissime altre scuole. Secondo lei non siamo abbastanza alfabetizzati? Che cosa sarebbe necessario? Qual è un intervento che potrebbe arrivare dal governo per questo? Anche per mettere un po' tutti nelle condizioni di avere gli stessi strumenti. Adesso, a parte interventi strutturali che evidentemente esulano, ma quindi la necessità di avere una rete infrastrutturale che funzioni bene in tutta Italia e che quindi fornisca veramente la possibilità di utilizzare internet in maniera valoriale per tutto il valore che ha e per tutta l'importanza che può avere. E dall'altra parte c'è sicuramente la necessità di portare la consapevolezza della scuola, secondo me, a un livello un po' più alto, ma io non credo che sia ancora una volta un problema che i docenti non vogliano essere alfabetizzati, ma al contempo è che il docente deve avere uno strumento da parte della scuola, cioè il docente non è obbligato ad avere un computer. Per cui se ce l'ha bene e se non ce l'ha pazienza. Allora, quanto sarebbe importante invece che un docente oggi avesse come dotazione un computer? Perché nel momento in cui io ti do in dotazione un computer, posso anche cominciare a chiederti di usarlo, e nel momento in cui hai un iPad posso cominciare a chiederti di usarlo, ma se non ce l'hai, che cosa posso chiederti? Per cui il nostro Stato si è trovato in una situazione in cui non poteva chiedere niente alle scuole, perché non si può chiedere qualcosa a chi non è tenuto a dare. Certo. E di conseguenza qui chi era proattivo con un telefonino, con uno smartphone, ha fatto le lezioni, ma c'è stato qualche preside che ha bloccato il docente proattivo perché sennò tu fai tutte queste cose e gli altri no, perché dopo ci sono tutti questi aspetti. Quindi io credo che in primo luogo le prime persone da fornire, a cui dare gli strumenti, sono gli insegnanti. Ormai veramente i laptop o i tablet sono alla portata. È logico che bisogna fare dei ragionamenti. Senta, lei ci ha raccontato che questo esempio potrebbe volare in Africa, o insomma state lavorando anche perché arrivi fuori dai confini nazionali. Ci racconta brevemente di cosa si tratta? Sì, no, la logica è che questa piattaforma che noi stiamo utilizzando, questa modalità che noi stiamo sviluppando è una modalità che ha trovato e colto l'interesse di molti soggetti che vanno oltre quello che può essere il ragionamento locale o il ragionamento dell'investimento dentro la propria scuola, eccetera. Perché oggi appunto gli strumenti digitali non hanno più un costo così significativo come una volta. Esatto. E di conseguenza io credo che sia di ormai 15 anni fa quella logica di aver fatto il computer da €100, no? Da $100 che doveva entrare, che doveva essere venduto, forse è stato venduto, se non mi ricordo male, in India. Cioè la questione del costo è una questione che è collegata solamente, diciamo, agli ultimi modelli, però utilizzare degli strumenti che hanno un hardware o un software di un paio d'anni non significa avere strumenti che non sono validi. Sono assolutamente validi, tanto è vero che se uno non si cambia lo smartphone per 3-4 anni, 5, non c'è niente, è che dopo hai l'iPhone vecchio, e di conseguenza il costo risulta essere sempre meno una barriera. Naturalmente lo è, ma ci sono anche tanti soggetti internazionali oggi che hanno voglia di fare investimenti su queste cose qua, perché sempre di più c'è la consapevolezza che non si può più lasciare indietro 2/3 del mondo e che la cultura e l'educazione
oggi è estremamente più facile da passare, da trasmettere. E insomma stiamo anche capendo che la tecnologia entrerà a far parte prepotentemente della nostra vita, non a caso, insomma sono giorni che parliamo di questa famosa app Immuni, ne abbiamo parlato anche noi in questi giorni, siamo in attesa di capire cosa succederà e sicuramente questo è soltanto l'inizio. Io professore la ringrazio per essere stato in nostra compagnia, siamo davvero alle battute finali, grazie per il suo intervento Mauro Bordignon e buona serata, buona continuazione. Buona serata a lei, arrivederci a tutti. Arrivederci. Siamo davvero alle battute finali, 20:55 avete sentito, ultimo giorno di scuola, ma insomma la notizia è che è stato confermato lo sciopero della scuola per lunedì 8, vedremo che cosa accadrà. Intanto insomma alcuni istituti si sono organizzati, come vi abbiamo raccontato nei nostri notiziari, per festeggiare questo ultimo giorno di scuola a modo loro e comunque cercando di favorire la famosa relazione di cui parlava il professor Bordignon, quindi facendo incontrare gli studenti almeno l'ultimo giorno di scuola. Questo è quello che è accaduto oggi in Veneto. Vedremo che cosa accadrà lunedì sempre per quanto riguarda la scuola. È tutto per noi, l'edizione straordinaria torna domani alle 11:30 puntuali. Grazie, arrivederci.